Storica acquisizione per Media Nord-Est che da oggi è al 21,71% delle quote di Mediapason. Filippo Yiannakopoulos dice dobbiamo essere orgogliosi, è il consolidamento nazionale. Festa grande sul Ponte Vecchio, un fiume di alpini arriva anche a Bassano, riaperta la Montegrappa. Dirette e straordinarie per raccontare la Donata Nazionale di Vicenza su Rete Veneta. Degrado in centro storico a Bassano, un gran brutto biglietto da visita nei giorni della Donata. 3 liste per Gian Antonio Stangerlin a Cassola, 2 civiche, una in quota Lega. Paura a Ronchi di Gaglio, un quad vola nella scarpata, una donna rimane schiacciata contro un albero. Win-win, 10 anni di divertimento, sport e solidarietà Rosà a Fischio d'Inizio il 14 giugno. A Piazzola sul Brenta una giornata per parlare della gestione dell'acqua e dei cambiamenti del clima. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Questa sera in apertura una notizia che ci riguarda perché il network Media Nord-Est ha infatti acquisito il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle televisioni leader nel nord-ovest. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del nord-ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel. Un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. E sentiamo su questa storica acquisizione le parole di Filippo Yiannakopoulos. Yiannakopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. Beh, è un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antena 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milan Now, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Beh, tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2. In un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori.
cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antena 3, mentre la nostra Antena 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, lei tenga conto che Antenna 3, come la nostra Antenna 3, diciamo, ha 40 anni, anche l'Antenna 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Quindi avete sentito un consolidamento nazionale per l'informazione locale di qualità. E adesso andiamo a Vicenza, dove Sharon Di Carlo ci aspetta in piazza con la festa per la Dunata che è già cominciata. A te la linea, Sharon. Sì, buonasera Ferdinando, buonasera a tutti i telespettatori. Lo sentite, lo riconoscete, sono le note di un famosissimo canto che lo sentiremo diverse volte in questi giorni. La festa è cominciata qui a Vicenza. Viva il reggimento, evviva, evviva il corno degli alpini, evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corno degli alpini. Ferdinando, sono tantissime le persone qui in Piazza dei Signori a Vicenza, tantissimi bambini, tantissimi cittadini. Da Vicenza è tutto, ti restituisco la linea. Ringraziamo Sharon Di Carlo per queste belle immagini, naturalmente è una Dunata che vi racconteremo ogni giorno qui su Rete Veneta, ma la festa è già iniziata anche a Bassano, vediamo. Noi ci dare la mano ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore. Sul Ponte Vecchio è grande festa. Alpini provenienti da tutta Italia sfilano sul monumento più amato dalle penne nere. La 95esima Dunata nazionale non è solo a Vicenza, è anche qui a Bassano del Grappa. Siamo partiti già ieri da Trieste, un avvicinamento per arrivare alla Dunata e passare qualche giorno con gli amici. Bassano è un simbolo, rappresenta tutto ciò che è l'alpinità, insomma, no? Quindi non si può mancare. Noi siamo del gruppo di Crespano del Grappa, siamo partiti questa mattina alle 6 dal Sacello di Cima Grappa. A piedi? Perché siamo alpini del Grappa, della sezione Monte Grappa. Come bravi alpini e religiosi abbiamo acceso un lumino alla Madonna di Cima Grappa e siamo partiti. Bellissimo, guarda, adesso continuiamo oggi pomeriggio. Zaino in spalla e via. Zaino in spalla, guardi qua. Bellissimo, guarda. Arrivate quando a Vicenza? Domani. Ed eccoli, camminatori in partenza per Vicenza, a piedi ma anche in bicicletta, come questi ragazzi. Siamo partiti in bicicletta. Da Crespano? Da Crespano e Grappa. Arriveremo oggi pomeriggio verso le 4. Io porto avanti questa tradizione visto che mio nonno a Col della Beretta, che è dietro il Monte Asalone e dietro la nave qui del Grappa, è medaglia di bronzo con gli arditi. Domenica sfileremo a Vicenza con la sezione di Asti e già oggi per noi è stata una grandissima giornata perché abbiamo fatto una piccola cerimonia qui a Bassano che abbiamo ricordato purtroppo i tristi eventi della Prima Guerra Mondiale. Pagine di storia scritte dagli alpini con il sangue durante i 2 conflitti mondiali con le nostre montagne, teatro di aspre battaglie. Per non dimenticare, è il motto delle adunate, Bassano è anche questo. E sono molti gli alpini ospitati dai gruppi locali, è stata riaperta anche la caserma a Montegrappa, vediamo. Beppe! Ciao Bepi! Ciao! Qui siamo a Solagna dove sono ospitati gli alpini della sezione di Pisa, Lucca e Livorno. I primi sono arrivati questa mattina ma altri sono attesi tra venerdì e sabato. Mi sento a casa mia, non mi sento ospite, mi sento a casa. Il legame nasce da una vecchia amicizia con un mio amico Tony, detto Tony Todesco, che si è fatto il militare insieme negli anni 70, esattamente nel 72.
Da allora ci siamo rivisti tutti gli anni 2 o 3 volte. Solagna ospita gli alpini. Sì, noi come dice lui siamo gemellati anche a livello alpino proprio con loro, e adesso domani dovrebbe anche arrivare un gruppo da Sessame, che è vicino a Asti, e sabato arriva la fanfara sempre della zona di Viareggio, che faranno anche un piccolo carosello qua in centro a Solagna. È un territorio, quello bassanese, in grande fermento in questi giorni. Da una parte c'è chi arriva, dall'altra c'è chi parte. Ecco gli alpini di Marostica pronti per raggiungere Vicenza. E in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini riapre anche la storica caserma Montegrappa. Qua dentro in caserma arriveranno un centinaio che dormiranno in queste camerate. Più sabato pomeriggio arriva l'esercito, 140 allievi dalla scuola militare di Aosta dormiranno qua in caserma e poi domenica mattina vanno giù a sfilare a Vicenza. Insomma, il vento della Dunata soffia ancora su Bassano. Il sogno sarebbe quello di riportare il grande evento in città. Il 2008 rimane per tutti un momento indimenticabile. Il grande sogno sarebbe una Dunata qua a Bassano, ma i sogni non sempre si avverano, ma speriamo di avere le forze anche sogniamo intanto, vediamo cosa salta fuori. Tanta gente, tanti alpini, Bassano letteralmente presa d'assalto, ma c'è un ma che arriva dal centro storico. Sentite. Buongiorno, sono una vostra telespettatrice e vorrei segnalare il degrado urbano quotidiano di una via in centro storico a Bassano del Grappa. Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, sia di mattina che di sera, l'angolo via Bellavitis con via Campo Marzio è pieno di sacchetti di rifiuti. Comincia così quella che potrebbe sembrare una delle tante segnalazioni che arrivano alla redazione di Rete Veneta e che riguardano casi più o meno gravi di degrado, abbandono rifiuti e discariche a cielo aperto che sorgono qua e là nel Bassanese. Ma questa segnalazione riguarda il centro storico della città del Ponte, a 2 passi proprio dal Ponte Vecchio, a 50 metri da Piazza Libertà e dal Tempio Ossario. La nostra telespettatrice ci spiega di aver fatto segnalazioni a ogni livello, ma nessuno è intervenuto. Quel che resta è un biglietto da visita che non è certo all'altezza delle aspettative di questi giorni, in cui il salotto buono cittadino e il ponte sono invasi da migliaia di visitatori grazie alla Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza. Poi ci sarà il Giro d'Italia e in ogni caso Bassano è un punto di riferimento turistico di rilevanza nazionale. E non è certo accettabile che quell'incrocio diventi un punto di raccolta di umido, secco e tutto quello che deve essere gettato via anche da persone che passano in macchina proprio per disfarsi del pattume. Giusto per rilanciare la domanda della telespettatrice, c'è anche una telecamera se proprio si vuole risolvere il problema, o forse no? Passiamo adesso alle vostre segnalazioni. Potete segnalarci quello che non va, pattume, sporcizia, degrado al 340 321 8379 o via mail a redazione @reteveneta.it. Come sempre verificheremo, porteremo all'attenzione di chi di dovere. Ora vediamo la cronaca, andiamo in altopiano. Il soccorso alpino di Asiago è intervenuto per un incidente con il quad sulla strada sterrata che collega Ronchi di dietro e Ronchi davanti. Marito e moglie hanno perso il controllo del mezzo, sono finiti nella scarpata laterale e la donna, una 57enne di Gallio, è rimasta schiacciata dal quad contro un albero. Il marito è riuscito a liberarla e a dare l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'ambulanza di Asiago che ha prestato subito le prime cure alla 57enne, vigile, e l'ha caricata in barella. Trasferita in ambulanza, l'infortunata è stata portata fino all'Eli Ambulanza, imbarcata e accompagnata in ospedale. Passiamo alla politica, andiamo a Cassola. Presentate le liste a sostegno di Stangerlin. 3 liste, 2 civiche e una terza in quota Lega, 44 consiglieri, tra i quali la maggior parte degli amministratori uscenti e tanti volti nuovi. Gianantonio Stangerlin scende in campo così per la corsa a sindaco di Cassola in una giornata in cui sono stati presentati anche i 3 loghi dei 3 gruppi pronti a sostenere la sua candidatura. Vivere Cassola con capolista Aldo Maroso, Sì a Cassola con Marta Favaro e Insieme per Cassola con Luca Visentin. Parola d'ordine per tutti è come prima, più di prima. Le priorità sono quelle di rivitalizzare il territorio, dare un'anima di città alle parti che sono più compromesse, lottare contro il degrado
e fornire sempre più servizi. Risolvere i problemi concreti della città è l'obiettivo di tutti, sia la compagine, diciamo così, Lega, sia delle altre liste che compongono la mia coalizione. Di cose da fare nel comune ce ne sono sempre tante. Sicuramente ci sono ambiti legati all'urbanistica e soprattutto ai lavori pubblici importanti. Io punto sempre sui servizi, perché stare bene in un posto significa anche avere dei servizi, una qualità della vita che ogni giorno permette di stare bene. Sull'omogeneità della coalizione, la compattezza è riconosciuta da tutti gli attori coinvolti. 10 anni che siamo assieme, è un segno di continuità del lavoro svolto. Politicamente non ci sono dei problemi ad amministrare, perché noi cerchiamo di amministrare il territorio, non di fare politica. Per il sindaco uscente Aldo Maroso, una campagna elettorale molto particolare. Ho deciso anche di candidarmi come consigliere, perché intanto c'è il segno della continuità, ma soprattutto perché certamente quelli che arrivano nuovi hanno bisogno di un po' di accompagnamento, ma non appena diranno siamo a posto, camminiamo con le nostre gambe, sarò ben felice di dare a loro l'ok. Una campagna elettorale che entra nel vivo e che vi raccontiamo ogni sera qui nel nostro telegiornale. Adesso cambiamo ancora argomento, passiamo allo sport, torna il torneo win-win. Il win-win festeggia un compleanno speciale, 10 anni di sport, di divertimento e di solidarietà made in Rosà. Ma l'abbraccio del più grande torneo interaziendale del mondo si estende, come noto, a tutto il bassanese e cresce edizione dopo edizione, sfida dopo sfida. Fischio d'inizio quest'anno il 14 giugno e festa finale per la premiazione e per alzare le ambite coppe al cielo il 12 luglio. Nel mezzo tanta passione, tante emozioni e tante novità. Ci sarà un altro campo da beach nuovo quest'anno e avremo anche un maxi schermo, perché proietteremo, oltre a tante novità durante le serate, proietteremo anche le partite della nostra nazionale. Abbiamo inserito 2 sabati dalla mattina alla sera, quindi giocheremo dalle 8 di mattina alle 10 di sera e poi ci sarà ovviamente festa come sempre con i DJ. Abbiamo invitato gli insuperabili, 6, una squadra di disabili che giocheranno contro gli imprenditori, giocheremo a calcio, ci divertiremo e daremo visibilità anche a loro, anche perché lo anticipo, l'idea è di aprire un'Academy Superabili anche a Rosà. Oltre 80 i volontari coinvolti e a proposito delle nuove aziende partecipanti. Devo dire che i nuovi ingressi, come per esempio Pedon o comunque altre aziende che entrano proprio quest'anno, sono belle agguerrite. Le ho viste iscriversi a tutte le discipline e già in fase di allenamento. Sono tutte aziende che arrivano a noi durante l'anno, appena finisce il win-win dell'anno precedente, arrivano subito a noi per chiederci l'iscrizione, perché si parla anche di un tema di welfare aziendale. Soccorritori e Irigem a braccetto per una lezione di vita. Chiamare i soccorsi, praticare il massaggio cardiaco, applicare il defibrillatore. Una lezione di vita in tutti i sensi e da anni l'ente di formazione Irigem ospita e promuove gli incontri tra studenti e i volontari dell'Associazione Soccorritori di Bassano. Facciamo una lezione per quanto riguarda il riconoscimento e come intervenire in caso di un arresto cardiaco. Intervenire nei primissimi minuti può veramente salvare la vita. È una lezione molto dinamica. Noi alla fine raccogliamo quando hanno voglia di pensierini che teniamo una specie di registro nostro. Abbiamo dei pensieri veramente meravigliosi, stupendi, che rivelano l'animo dei ragazzi, che noi diciamo sempre, critichiamo sempre questa gioventù, ma in realtà abbiamo dei valori veramente grandi. I numeri dell'Associazione Soccorritori di Bassano raccontano di una grande passione. Vorrei dire che è quasi un secondo lavoro non retribuito, ma appunto per questo è meraviglioso, stupendo, perché lo facciamo con il cuore. In 13 anni sono stati formati e informati oltre 40.000 ragazzi, un impegno che vede coinvolti anche gli alpini che nelle scuole portano i loro valori e la loro testimonianza. I nostri valori dobbiamo farli partire sempre dalle scuole, perché se riusciamo a portare dentro nelle scuole i nostri valori, i valori di solidarietà, i valori dell'altruismo, i valori di pace, i valori di amor di patria, finché non riusciamo a entrare nelle scuole e far capire ai giovani, ai ragazzi
questo non ci sarà un po' la continuità di quello che è la nostra associazione. Passiamo al tempo libero, va in scena la Befana dell'Oro di Poppy Frison. La Befana dell'Oro di Poppy Frison approda domani alle 21 al Teatro Ognoato di Sacro Cuore di Romano Dezzelino e racconta del Monte Oro e del massiccio del Grappa fra natura, alpeggio e rastrellamenti nella Seconda Guerra Mondiale. In ballo i segreti dei boschi, i segantini della montagna, il mito della Befana portati sul palco da Roberto Frison, che racconta anche la terribile storia della croce dei Barettina di Camposolagna. Andiamo nell'Alta Padovana, Piazzola sul Brenta, si è parlato di gestione dell'acqua e cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici impongono una riflessione per un approccio diverso per chi gestisce la risorsa idrica. Da un lato la siccità e la carenza d'acqua, dall'altro piogge molto forti e improvvise che provocano alluvioni e rendendo l'acqua un elemento pericoloso. L'importanza della gestione dell'acqua alla luce dell'evoluzione del clima è stata al centro di un convegno a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta organizzato da ETRA ed Etifor nell'ambito del progetto Life Brenta 2030. Non sprecare quella a scopo umano, non buttarla via, non irrigare il giardino, non lavare la macchina, non utilizzarla per fini non umani e nello stesso tempo preservare in maniera tale che non crei danni quella che viene dal cielo e quindi ecco, i bacini di laminazione, i laghetti artificiali e quant'altro per poterla preservare che non rechi danno e nello stesso tempo però utilizzarla quando ce n'è bisogno. Serve una sensibilizzazione dei cittadini, la Multiutility ETRA è impegnata in continue campagne di sensibilizzazione contro lo spreco dell'acqua e nella formazione attraverso gli incontri nelle scuole. Oggi il problema più grosso che abbiamo, al di là degli eventi diciamo così naturali, è l'abbassamento delle falde e quindi il problema della ricarica, che è un problema serio, anche perché le falde non è che si ricaricano dalla sera alla mattina. Va anche ripensato il modo in cui si pianifica l'urbanizzazione dei vari comuni. E noi dovremmo soprattutto modificare il nostro modo di progettare l'urbanizzazione dei nostri territori e anche le nostre abitazioni. Cioè noi dovremmo cominciare a prevedere nelle nostre utilizzazioni i laghetti artificiali, i pozzi di infiltrazione per ricaricare cioè tutta una serie di accorgimenti nella fase, diciamo, non lastricare e basta rendere impermeabile il terreno, ma fare in maniera tale che l'acqua faccia il suo deflusso naturale. Dopo di noi alle 21:15 una puntata di Focus decisamente interessante con Giampiero Avruscio, Pietro Bean, Michele Favaro, Ivan Palasgo, Giorgio Pasetto, Gianluca Pietrosante, Massimo Venturato e Andrea Zanoni. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.